Eppure, a Perdas de Fogu, dove si trova il comando del poligono, relazioni tra consanguinei o meno, la gente campa 100 anni. Qui da poco è stata festeggiata la famiglia più longeva del mondo e nella piazza del paese la media si aggira intorno agli 80 anni. Loro al poligono ci tengono. Si chiama Perdas de Fogu e ci sono solo pietre, noi terreni di coltivare non ne abbiamo. Questi sono terreni per bombe, è meglio che rimangano i militari perché guardatevi attorno, è tutta una pietraia. Noi terreni fertili non ne abbiamo, allora l'unica introito che c'è per il paese è il poligono, non abbiamo altra industria. L'uranio ci fa bene a noi. Posso solo dire che lavoro da quasi 30 anni dentro il poligono e grazie a Dio solo. Ci ho lavorato una vita, da ragazzino ho lavorato lì, prima di partire il militare. La gente muore dappertutto di quella malattia, ormai... Non è colpa del poligono. Ma che del poligono? Che non c'è niente nel poligono, che non è vero.